Ok, 3. Seconda parte delle nostre trasmissioni, sabato 8 agosto 2026, in diretta dalla City Bar Tergesteo in Piazza Verdi. Oggi è una giornata gradevole per stare all'esterno, non c'è troppo caldo, Sì. infatti siamo passati in 24 ore dalla bollino rosso al bollino giallo ed effettivamente si sente che non c'è più quel caldo afoso, per cui ovviamente siamo qua all'esterno e siamo ben contenti di questo. Con noi un'amica di Trieste Caffè che ci viene a trovare dopo un po' di tempo in presenza, perché devo dire la verità, Sì, era in presenza, tanto. sì, penso un anno fa esattamente qua. Probabilmente. Per cui insomma, però siamo belli comunque un anno fa, insomma, Buongiorno a tutti. non sentiamo l'anno in più. Diamo il bentornato alla coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis, nonché consigliera della sesta circoscrizione. È Detto vero, bene? sì, esatto. Detto tutto, vabbè, perfetto. Allora, Buongiorno. nonché già consigliera comunale dal 2016 al 2021. Esatto. Oh, vedi, insomma, il curriculum l'abbiamo detto tutto. Sì, Politico poi, no? Politico. Partiamo subito, Elena, partiamo da Trieste. Abbiamo tanti temi, parleremo ovviamente dei problemi di Trieste, di cronaca di Trieste, ma ovviamente anche di elezioni, perché ormai la campagna elettorale, se non è già nel vivo, entrerà nel vivo dopo Ferragosto, comunque a settembre, ma insomma, credo che sia già partito da un paio di mesi. Da parecchio. Ma questo ne avremo abbondantemente di cui parlare. Partiamo da Trieste. Qual è secondo te il problema più urgente che la prossima amministrazione comunale dovrà affrontare senza ulteriori rinvii? In realtà ce ne sono diversi. La questione è che i grossi problemi che affliggono la città non sono di rilevanza comunale. Il problema della sanità, il problema del lavoro, il problema della casa sono tutti problemi in realtà di rilevanza regionale. L'Ater è un ente regionale, l'azienda sanitaria è un ente regionale, le competenze sulle attività produttive sono competenze regionali. Però sono oggettivamente i problemi che più impattano la vita dei triestini. Ora, quello che può fare un'amministrazione comunale è chiedere, collaborare, sviluppare progetti, può essere vicina ai cittadini da tantissimi punti di vista, può creare le condizioni per uno sviluppo più sostenibile, più integrato e più vicino alle esigenze della cittadinanza, più che forse a quelle dei turisti, no? Abbiamo bisogno che la nostra città torni ad essere la città dei triestini. E come? Sviluppando politiche turistiche intelligenti. Il turismo è una bomba che è esplosa in città, che ha molti lati positivi, ma Infatti stiamo vedendo tutti i turisti che stanno passando su e giù, è bellissimo. Solo turisti praticamente. Sì, è bellissimo, ma il tipo di turismo che ci ha investito è una sorta di turismo di massa, che è come l'invasione delle cavallette per un luogo. Ci sono luoghi più fragili di Trieste, però anche Trieste la stiamo vedendo cambiare sotto i nostri occhi. È come se per i triestini gli spazi andassero restringendosi. Il primo impatto è chiaramente sulla casa. Non si trova più una casa in affitto a un prezzo decente. Questo impatta sulla vita delle giovani coppie, per esempio. Noi abbiamo un parco edilizia pubblica, edilizia convenzionata, molto vasto rispetto a tante aree d'Italia, però non basta. Abbiamo lunghissime file, lunghissime liste d'attesa per ottenere una casa dell'Ater e ci sono un sacco di case dell'Ater sfitte. Lavorare su questo sarebbe importante. L'impatto sulla casa, la gentrificazione si dice di questa città, è uno dei problemi che la prossima giunta dovrà affrontare, così come l'invecchiamento della popolazione. I triestini invecchiano benissimo. I triestini più âgés fanno sport, hanno una vita sociale, si muovono, si godono la pensione. Però fisiologicamente le persone più anziane hanno bisogno di più assistenza sanitaria. Siamo in un momento di grande contrazione del servizio. Siamo in un momento in cui siamo passati da un'assistenza di altissimo livello, un fiore all'occhiello della sanità nazionale, a una crisi che impatta tutti i servizi a partire dalle liste d'attesa e molti triestini smettono di curarsi. Questo è gravissimo.
In un momento in cui noi avremmo bisogno di ampliarli quei servizi, renderli più moderni, più efficienti, più intelligenti, abbiamo bisogno che il comune cooperi soprattutto nella prevenzione con l'azienda sanitaria e abbiamo bisogno di investimenti maggiori in questo senso, non minori. Ovviamente andiamo un po' nello specifico sul tema circoscrizioni, perché è un tema che affrontiamo poco, però effettivamente diciamo con te, insomma, che la vivi è importante. Ecco, tu conosci la città anche attraverso l'esperienza di circoscrizioni, cioè tu hai fatto sia consiglio comunale che istituzionale, cioè ti manca soltanto l'esperienza da assessore e da sindaco, e te l'auguriamo ovviamente. Quali sono i problemi dei rioni che secondo te vengono ascoltati poco da Palazzo Cheba? E le circoscrizioni come adesso hanno qualche utilità o dovrebbero essere riformate? Allora, le circoscrizioni hanno una grandissima utilità, sono un punto d'ascolto fondamentale. Un punto d'ascolto importantissimo. Qual è il problema della periferia? Perché tutte le circoscrizioni, al di là della circoscrizione centrale, sono periferia. E il problema è lo svuotamento dei quartieri che diventano dormitori, non hanno servizi. I servizi pubblici sono un grandissimo attrattore. Attorno ai servizi pubblici si sviluppa una piccola economia di quartiere, si sviluppano punti di aggregazione, Noi non abbiamo più centri civici, non abbiamo più stazioni della polizia locale, e tutti i servizi del comune si sono concentrati in pochissimi punti. Questo crea un gravissimo problema di svuotamento dei quartieri che non hanno più nessun tipo di attrattività. I nostri quartieri avevano negozi, avevano piazzette, avevano servizi, adesso non c'è più quasi nulla se non le parrocchie, ma è un presidio settoriale, no? E abbiamo bisogno, cioè l'unica cosa che sta ancora reggendo e spero che continui a reggere sono i ricreatori, però anche lì nel momento in cui vediamo che il comune comincia ad andare verso, lo abbiamo visto con l'asilo nido di Roiano e adesso di San Giovanni, verso la privatizzazione del servizio educativo, il prossimo baluardo che cade è proprio quello dei ricreatori. Quindi bisogna cominciare a difenderli da ora, quello lì è un presidio pubblico importantissimo. Uno dei grandi temi è Porto Vecchio, non possiamo non parlarne, Porto Vivo. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto da tempo più approfondimenti e maggiore trasparenza. Qual è la vostra idea concreta per trasformare quell'area senza perdere un'occasione storica per Trieste? Allora, quell'area va trasformata. Il Comune ha optato per un progetto che noi vediamo come deleterio, nel senso che è un progetto che spinge verso un'edilizia di lusso, pochi servizi per i cittadini. È un project financing in cui, come spesso accade, il privato si tiene il beneficio. Noi avremmo spinto per far diventare quell'area un contenitore di attività, più che un nuovo Porto San Rocco o quello che volete, perché noi non abbiamo bisogno di seconde case. Noi abbiamo bisogno di prime case piuttosto che di attività produttive. E qui torniamo al tema del lavoro. Avrebbe potuto essere un volano pazzesco perché logisticamente quel posto è eccezionale. Avrebbe potuto essere un volano pazzesco se gestito con maggiore prospettiva. Invece ci si è chiusi in una situazione molto tradizionale e poco produttiva in prospettiva. Ora, noi critichiamo il fatto che tantissime verifiche siano state rimandate, e potranno e creeranno problemi in futuro, portando un progetto che si potrebbe realizzare con opportune modifiche, se necessarie, in tempi umani, scusate, in un progetto che rischia di avere dei problemi tali da diventare un nuovo incubo tipo fiera. E sulla fiera? Ho visto che hanno ricominciato a lavorare. Sì. Non lo so, aspetto di vedere cosa succede.
Fiera ovviamente, poi a 300 metri c'è l'ex Ippodromo? il campo militare, l'ospedale militare. Sì. Scuole lì, no, là, sembra che qualche scuola andrà lì con delle strutture momentanee per ristrutturare scuole. Come la vedi tu quella zona? Ma dici la caserma di Via Rossetti, sì. Allora, la caserma di Via Rossetti è uno spazio immenso. Io sono andata a visitarla nel 2017-2018 con una commissione consigliare del comune. All'epoca gli edifici erano in condizioni discrete. Avrebbero potuto, le caserme si trasformano velocemente in scuole perché le camerate di fatto sono aule, no? E avrebbe potuto diventare un campus scolastico tipo dalla mattina alla sera. All'epoca era di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, per cui è chiaro che c'è voluto un po' di tempo. Sì, famose compensazioni, li vedi? Sì, anche lì ci sono sempre pro e contro nelle scelte che si fanno. Quello è uno spazio eccezionale, ha tantissimo spazio, tantissimo verde, strutture che possono diventare aule, che possono diventare laboratori, ha un teatro, ha una chiesa. Cioè è uno spazio che potrebbe veramente diventare un unicum se visto come campus scolastico, molto bello anche. Il punto è che si trova incastrato in un'area dove l'arteria principale è Via Rossetti, che è già trafficata, con poche vie d'uscita. Sarebbe stata da ripensare completamente la viabilità della zona. Quindi anche via dell'Ippodromo, quella via di Montebello. Esatto, sì, perché se noi pensassimo di trasformarlo così in un polo scolastico... Vorrebbe dire avere un giorno per 5, 6, 7 mila studenti con i giorni alle 8 di mattina. Esatto, quindi delirio di autobus, di mezzi, bloccando di fatto quella parte della città, perché quella è una delle arterie che poi attraverso le gallerie porta verso la zona industriale. Se noi la blocchiamo alle 8 di mattina, prova a immaginare il disastro. Ora, tutto si può fare cercando di fare un po' di proiezione sugli effetti che questo ha sul territorio. Certo, portar lì altre 2 scuole potrebbe non essere un grosso problema, già ci sono il Petrarca e il Galilei, e potrebbe non essere un grosso problema. Poi bisogna vedere come viene gestito. Certo, bisogna raddoppiare gli autobus. Io ho fatto il Petrarca da ragazzina. Sempre là, insomma. Precisamente là. Per cui conosco bene quell'area. E già da ragazzina pensavo che la caserma vista dalle finestre delle scuole sembrava tanto uno di quei campus all'americana. Mi sarebbe piaciuta da ragazzina una scuola del genere ed è una cosa che continuo a pensare guardando quell'area lì. Però le cose vanno fatte con una programmazione precisa. La programmazione e la prospettiva sono proprio le cose che sembrano mancare a questa giunta. Altro tema di cui se ne parla molto, immigrazione e sicurezza. È un tema che peserà nella prossima campagna elettorale, sarà il tema principale e chi sarà avvantaggiato dalle 2 coalizioni? La destra l'ha sempre usato come cavallo di battaglia. Temo che questo cavallo di battaglia cominci a scricchiolare perché gli effetti della governance di destra non si sono visti sulla sicurezza e sull'immigrazione, anzi negli ultimi anni le cose sembrano essere peggiorate e oggettivamente 10 anni fa la sensazione era che l'insicurezza fosse quasi una psicosi collettiva. Ecco, non lo è. La nostra città è sempre meno sicura. Viviamo sempre peggio. Ci sono un sacco di persone che sono proprio spaventate. Non si può continuare con uno storytelling della reimmigrazione, li mandiamo a casa loro, perché lo vediamo che non è possibile. Noi possiamo fare qualche centinaio di rimpatri, ma entrano decine di migliaia di persone l'anno.
È spiacevole legare i due argomenti, sicurezza e immigrazione. Io continuo a dire che il problema dell'immigrazione è che l'immigrazione non gestita diventa insicurezza. Le persone che arrivano, cioè nessuno si muove da casa sua se sta bene a casa sua. Le persone che arrivano sono persone disperate, reduci da viaggi traumatizzanti. Se quando arrivano non trovano una rete organizzata, rischiano di diventare un problema di sicurezza. Perché bisogna vivere, e se da vivere te lo dà la criminalità organizzata e non hai scelta, semplicemente non hai scelta. Abbiamo un problema di sovraffollamento delle carceri, abbiamo un problema di persone che arrivano e non vengono gestite, abbiamo un problema di affaticamento dei centri d'accoglienza che esistono, di liste d'attesa per entrare nei centri d'accoglienza. È una situazione che noi denunciavamo 10 anni fa. Guardate che se smettete di gestire l'immigrazione diventerà un problema serio, e lo è. E non si ferma, l'immigrazione non si ferma, non è che perché la giunta regionale o comunale fa dei proclami gli immigrati non arrivano più. Se una persona viene mossa dalla disperazione arriva lo stesso. Il problema è che l'Italia non è l'America, non confina col Messico, non confina con l'Afghanistan. Per rimpatriare le persone bisogna usare aerei, navi, treni, mezzi, a un costo. E gli accordi fra paesi non sono come gli accordi che ci sono fra gli Stati Uniti e il Sud America. Noi non abbiamo una posizione di dominanza, non possiamo imporli. È molto più complesso. E finché la situazione del Medio Oriente e del bacino del Mediterraneo sarà così compromessa, così agitata, l'immigrazione non potrà che aumentare. O la gestiamo, e gestirla ha un costo, e ha un costo fortissimo, ha un costo pesantissimo, o vivremo in una situazione di crescente insicurezza. Ovviamente se andiamo un po' a uno dei temi clou, ovviamente le elezioni amministrative. Allora, se non sbaglio verso fine dell'anno, era verso novembre, è stato presentato la coalizione Bene Comune, il circolo della stampa, con appunto alcuni partiti che poi si sono aggiunti successivamente. Se non sbaglio in quella volta ancora Rifondazione non c'era, si è aggiunta dopo, e comunque diciamo è stata la prima presentazione. In questi mesi qua poi comunque insomma in qualche maniera avete dato così all'esterno, no, quell'insieme, no, di unione, di sicurezza, no? Tutti voi avete detto c'è molta comunità di intenti, c'è molto rispetto reciproco, c'è molta unione tra di noi, però in questi giorni sembrerebbe che qualcosa comincia a scricchiolare viste le diverse prese di posizione riguardo alla questione candidature, primarie sì, primarie no. Come la vede il 5 Stelle, anche se poi com'è la situazione? Noi non siamo favorevoli alle primarie perché lo vediamo come un ritardo sulla campagna elettorale. Perché, scusa, sono stata distratta. Ci svegliamo. La campagna elettorale, in questo momento noi potremmo partire in vantaggio con la campagna elettorale. Le primarie per noi sono un ritardo, ma non sono un problema. Alla fine le primarie sono una festa della democrazia, però vorremmo che il candidato fosse una scelta naturale. È un po' complesso perché i candidati che adesso abbiamo sul piatto nessuno, diciamo, si può dire che nessuno ha così un gradimento del 100% della coalizione. Per varie ragioni. Poi è innegabile che in questo momento la forza politica con maggiore peso nella coalizione sia il PD. E al PD viene naturale proporre il proprio candidato. Sia Francesco Russo che Alessandro Laterza hanno pro e contro. Riccardo Laterza hanno pro e contro.
Però mi rendo conto anche dei vantaggi di avere un candidato invece più consolidato. Non lo so, noi dobbiamo, come Movimento 5 Stelle, dobbiamo fare ancora un passaggio interno. Io ho ascoltato le opinioni di Paolo Menis, di Stefano Patuanelli. Che insomma le rese Sì, pubbliche. sì, che Stefano Patuanelli le ha rese pubbliche, sì, le ho ascoltate. Ci siamo sentiti, ci siamo anche sentiti prima, ci siamo parlati su questo, lo sapevo già qual era la sua opinione. Dobbiamo fare ancora un passaggio interno, vediamo di capire anche cosa vogliamo noi. Certo, per me il sogno a colori sarebbe stato un candidato civico, espressione della popolazione. Ma quindi potrebbe essere che il candidato sia un terzo nome? Potrebbe, sì. Abbiamo comitati molto forti in città e secondo me è possibile che anche esca da lì un nome interessante. E forse credo che è il civismo che è molto forte in città e che è quello che coltiva la capacità dei triestini ciao! La capacità dei triestini di occuparsi del proprio bene comune, no? E se non dovesse emergere un candidato capace di mettere tutti d'accordo, il Movimento 5 Stelle sarebbe d'accordo alle primarie, poi c'è il candidato sindaco, e se voi poteste presentarvi con un vostro candidato? Ma a noi interessa individuare un candidato che sia in grado di rappresentare un'alternativa al centrodestra. Deve essere un candidato molto forte. Tra le nostre fila l'unica figura che potrebbe essere così forte è proprio quella di Stefano, ma Stefano ha altre partite da giocare e quindi no, non credo che proporremmo un candidato nostro. Il centro-sinistra può vincere le elezioni? È una sfida difficile? No, è possibile, è possibile. Ricordo che l'ultimo cambio della guardia è stato quello di Cosolini ed era un momento in cui il centrodestra era diviso sul candidato da proporre, che è più o meno quello che sta succedendo adesso. Io ho sentito parlare di Fedriga, ma è un po' come per Patuanelli, no? Sono quelle figure che avrebbero altre partite da giocare, appunto. Che caratteristiche secondo te deve avere il candidato o la candidata ideale per sfidare il centrodestra del 2027? Deve portare con sé un'idea di prospettiva e deve essere un'alternativa a ciò che abbiamo visto fino adesso, cioè deve essere una persona in grado di sintetizzare le spinte positive della città e di ascoltare, perché quello che è mancato in questi ultimi 10 anni, nonostante i proclami, mi ricordo Comune Palazzo di Vetro, te la ricordi lo slogan? Non mi è parso proprio un palazzo di vetro. Bisogna esercitare l'ascolto, perché i triestini non sono stati ascoltati negli ultimi 10 anni, hanno dovuto combattere contro il comune, non ottenere risposte. Faccio un esempio sciocco, cioè, no, non è un esempio sciocco, la piscina terapeutica. Quanti anni sono passati? 13? 14? Com'è possibile che non si riesca a risolvere un problema con tutti i soldi che ci sono passati sopra la testa? Perché voglio dire, la stagione del PNRR è stata una stagione ricchissima. Possibile che non siamo riusciti a ricostruire la terapeutica? L'offerta che viene proposta adesso, anche in Portovecchio,
Io ricordo il nostro sindaco che prometteva 2 piscine, 3 piscine. Non è stato possibile. Non è stato possibile realizzare nulla. Mi pare che non sia, che quelle che sono le esigenze della popolazione, perché la terapeutica era un servizio importante e che tuttora viene rimpianto. Tantissima gente la utilizzava. È grave che non si sia riusciti a restituire questo servizio alla cittadinanza. Ti preoccupa il sondaggio uscito del 5 Stelle dati al 2,5%? Non particolarmente, non particolarmente. Sono stata alle volte delusa, alle volte sorpresa positivamente dai sondaggi. E poi è troppo presto. Magari la propaganda di destra vorrebbe di come la propaganda di destra ci dipinge. per concludere, qualche mese fa avete inaugurato la vostra sede con la presenza anche di Giuseppe Conte. Come sta andando questa esperienza? Ah beh, intanto diciamo che dov'è intanto? Abbiamo trovato, è un momento di vuoto. Via diciamo intanto l'importanza che era sede. La sede per noi è importantissima, abbiamo finalmente trovato casa, un posto dove fare assemblee, un posto dove fare riunioni, la apriamo alla Via Gambini, cittadinanza, 47. grazie. 47 C. Scusate, mi veniva Gambini, mi veniva Oriani, ma sapevo che non era Oriani. Vicino però, sì. E l'apriamo alla cittadinanza, da settembre ci piacerebbe per un paio di pomeriggi a settimana farla diventare una sala studio, perché sappiamo che c'è bisogno di posti per gli studenti ed è, per noi è stato un passaggio molto importante, completamente autofinanziato perché è una colletta mensile. Gli attivisti iscritti al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Trieste mettono di tasca proprio ognuno quello che può e riusciamo in questo modo a pagare le spese della sede e la nostra casa in questo momento. Benissimo, perfetto. E ovviamente con Elina avremo modo di vederci nei prossimi mesi abbondantemente, direi, visto che purtroppo per fortuna tra elezioni comunali le regionali sono una scelta di Federica. Per cui sarà una buffata di elezioni, insomma, sì, non sì, ne potrà più e forse fino al prossimo anno. Praticamente saremo tutti candidati da qualche parte. Anche di più elezioni probabilmente. Grazie Elena, buon lavoro a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Un attimo.